Oggi è un gran giorno di festa per la comunità, a distanza di 9 anni dal sisma. Finalmente riaprono i battenti, la chiesa parrocchiale di San Giovanni del Dosso e siamo veramente tutti contenti per il lavoro che è stato fatto, l'egregio lavoro che è stato fatto. Ve ne renderete conto entrando in questa chiesa che sicuramente è molto molto bella adesso, è una vera gioia. Preghiamo umilmente il Signore perché quanti varcheranno la soglia della casa di Dio per ascoltare la parola e celebrare i divini misteri, seguano con docilità la voce del Cristo che proclama: Io sono la porta della vita eterna. Noi siamo celebranti all'altare e perciò è molto importante la bellezza dell'edificio sacro. E questa nostra Chiesa rimessa a nuovo ci dice quanto noi come credenti abbiamo bisogno di soste, perché camminando sulle strade della terra ci impolveriamo di fatica, tante volte di delusione, di spaesamento. Abbiamo bisogno di squarci di cielo azzurro che contempliamo. Abbiamo bisogno di respiri di ossigeno dello Spirito di Dio che sono come anticipi di paradiso. Queste sono le nostre messe, le nostre liturgie. Questa riapertura è per noi motivo di grande gioia, di gioia vibrante, perché voi vi riappropriate dopo 9 anni di questo luogo celebrativo. Però non vi riappropriate della liturgia perché non l'avete mai perduta. E bisogna dire che la comunità di San Giovanni ha sempre dato continuità alla liturgia, celebrando ogni domenica il culto, e mi auguro che anche qualcuno che si è un po' perso in questo tempo possa ritornare nella famiglia della comunità. Un ringraziamento per l'amministrazione comunale che ci ha ospitato per anni, e i fedeli della parrocchia tutte le volte che c'era bisogno montavano, portavano, terminato smontavano e riponevano, e questo per anni. Il secondo ringraziamento riguarda l'ufficio tecnico della Curia, la Curia in generale, ma io voglio nominare l'ufficio tecnico, che ha permesso, dopo alcuni anni, l'apertura della sala della comunità. E questo è stato un grande sollievo, è stato un grande lavoro che è stato reso possibile dalla Caritas italiana. E questo deve costituire per ciascuno di noi un impegno, una responsabilità che gioiosamente ci rimette in gioco. Ci rimane la bellezza ritrovata della nostra Chiesa che ci aiuta ad affrontare le preoccupazioni del vivere ed è un invito alla speranza, sia pure nelle preoccupazioni quotidiane e per il futuro. Grazie a tutti per il vostro impegno. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi
e con voi rimanga sempre. Nel nome del Signore, andate in pace.